Ah. Siete tutti contro di me! Ma che ha? Mannaggia, io lo sapevo, Fiammetta, non fare così. Ma che succede? Federico non ce la faccio più. Sono 6 mesi che Alfredo è un'altra persona, che non gioca più con suo figlio, che rientra sempre tardi la sera. 6 mesi che mi tratterà schifezza. Vabbè, vedrai che ha qualche problema al lavoro che non ti vuole dire per non darti dispiacere, ma vedrai che appena l'avrà risolto... Federico, guardami, sono ancora una donna affascinante. Ah, perché può chiedere proprio a me? Federico, guardami, sono brutta sì o no? No, Fiamme, però tu lo vieni a chiedere a me, perché lo chiedi a me? Federico, rispondimi, sono brutta sì o no? No, però... Federico, perché non rispondi? non mi Federico, fai... rispondi, fammi Federico, parlare. sono brutta sì Fai schifo, vabbè! Lo sapevo, sono brutta! No, scusami, non lo volevo dire. Tu sei bella, bellissima, attraente. Tu ci hai messa Sofia Loren. Veramente? Sì. Ad Alfredo non piaccio più. Sono 6 mesi che non mi tocca con un dito, né un bacio, né una carezza, né un abbraccio. Senti, ti capisci? Capisco. Io sto prendendo la tua rimettere al mondo. Che semena. Federico, Che c'è? Federico, aiutami. E come ti aiuto? Posso fare di... Che puoi fare? Fai una cosa, tu e Alfredo, sì, andatevi a fare un bel viaggio. Sì, una bella vacanza, una bella settimana ai tropici, oppure una bella crociera, che dici? Ah, che ho detto di no? La vacanza! Una settimana ai tropici! I tropici! E la crociera! La crociera! E sotto a casa, Fiamme! La crociera l'avevamo programmata per festeggiare il nostro 10° anniversario di matrimonio, ma Alfredo non ha saltato il conto con l'agenzia, ecco perché sono qua. E vabbè, se ne sarà dimenticato, quello è distratto. Però dico io, perché non gliel'hai ricordato? Perché, Federico, la verità è che si è speso tutti i soldi che avevamo messo da parte per la crociera. 5.000 euro. 5.000 euro. Federico, aiutami, ti prego. Fiamme, io ti aiuto, però lo ha messo a dare, che a me ci famo la casa. Ah.